Dopo 4 sconfitte consecutive tra Serie A1, Coppa Italia e Champions League, la Savino del Bene, messa all'angolo come un pugile, trova la forza per reagire e vincere la sfida casalinga contro una Chieri che si presentava in Toscana dopo 3 vittorie di fila. Priva di Stisiak, ferma ai box per un infortunio alla mano sinistra, la Savino del Bene ha iniziato la gara in maniera determinata, dimostrando di voler concludere il periodo difficile. Aggiudicatasi il primo set per 25-19, Scandicci ha poi vinto il secondo per 25-22, mettendo una seria ipoteca sull'incontro. La riscossa della Reale Mutua Fenera Chieri è arrivata nel terzo set, con le ragazze di coach Bregoli che, arrivate in parità sul 20-20, hanno avuto il sangue freddo per aggiudicarsi 23-25 la frazione. Scandicci non si è però fatta spaventare e ha trasformato l'esigenza di ottenere punti in classifica in motivazione per aggiudicarsi 25-20 il quarto set e la gara per 3-1, nonostante proprio nell'ultimo set la squadra di Cristofani abbia dovuto fare a meno di Pietrini, infortunatasi alla mano destra per via di un colpo involontario rifilato da Rolfsen alla giovane azzurra, comunque top scorer scandiccese con 17 punti realizzati. 21 invece i punti di Grobelna, migliore marcatrice di Chieri. La Savino del Bene torna dunque al successo, si aggiudica la 12ª vittoria in stagione e la terza con il punteggio di 3-1, proiettandosi nel miglior modo possibile verso la gara di Champions in programma martedì contro Maribor. Chieri invece tornerà a lavorare in palestra per preparare la prossima sfida contro Filottrano.